Ancora un morto ieri sera e il bollettino di guerra dal mondo del lavoro del Veneto in questo 2014 tocca la macabra quota di 40 vittime. Stavolta è toccato ad un 76enne pensionato di San Vito di Cadore, morto schiacciato dal suo trattore mentre stava rientrando a casa dopo aver tagliato legna nel bosco. La mappa dei morti per lavoro nella nostra regione arriva alla trincea mortale della Coimpo dopo una serie di disgrazie avvenute in cantieri, campi agricoli, officine. Una mappa in cui le croci più numerose sono quelle registrate nella provincia di Verona, ben 12 a partire da gennaio di quest'anno, 7 in provincia di Venezia. Mietono il maggior tributo i settori più a rischio. L'agricoltura, ma anche i settori manifatturieri e l'edilizia, che in questo momento, in qualche modo, pur avendo diminuito le giornate lavorative, comunque resta ancora uno dei punti a rischio. In Italia nel 2013 sono 581 i morti sul lavoro. È uno dei paesi più soggetto in cui queste tragedie capitano con un numero molto importante, con gravi danni economici anche per la società stessa. E proprio il Consiglio regionale del Veneto ha avviato oggi un lavoro sinergico tra amministrazione, organizzazioni sindacali, associazioni di categorie e datoriali per arrivare a un patto per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Anche una sola vita salvata è un risultato, ma il progetto mira a morti zero entro 2 anni. I modelli da applicare esistono già. 70% di riduzioni di infortuni nel Veneto da quando noi abbiamo applicato questo sistema. Mi pare un modello vincente. Certo, non ci fermiamo qui perché l'obiettivo è quello di arrivare non al 100 ma al 99,99. La crisi ha fatto calare la tensione e si registra meno attenzione sulle misure di sicurezza sia da parte dei datori di lavoro che dei dipendenti. Sicché bisogna tornare ad essere vigili, a rispettare le leggi e lo possiamo fare tutti assieme.